Che l'unione faccia la forza è un vecchio detto, probabilmente addirittura superato dalle sfide di un mondo sempre più globalizzato in quasi tutti i settori. L'unione fa la differenza oramai necessaria per poter stare in un mercato di cui è difficile mantenere il passo, persino in un campo tradizionalmente in salute come il turismo sulla costa veneziana, che inizia a conoscere qualche cedimento di fronte ad una concorrenza internazionale sempre più agguerrita. È per questo che sindaci e consorzi di promozione turistica rafforzano un'alleanza strategica sempre più necessaria. Possiamo fare tanto se siamo insieme. Faccio solo un esempio: oggi sul panorama turistico internazionale ci si pone solo se hai una grande capacità di analisi, di fare sintesi, di promuoverti. Se ad esempio vediamo il mercato cinese o russo, è ancora possibile promuoverci come singola località con le dimensioni che hanno loro? Pensiamo proprio di no. I report che abbiamo rispetto a questo ci stanno dando ragione. A Cavallino Treporti si è discusso di divisione dei compiti rispetto alla promozione istituzionale e commerciale, ai problemi che devono affrontare le cosiddette città fisarmonica, con una popolazione che varia vertiginosamente a seconda della stagione. Noi stiamo pensando a delle strategie che puntano appunto sull'allungamento della stagione, puntano sulla valorizzazione delle bellezze naturali, storico-testimoniali, artistiche, ma stiamo anche pensando che l'inverno ci serve per la formazione. Noi ormai da 5 anni abbiamo promosso il patentino dell'ospitalità, una formazione in loco pensata per la nostra popolazione residente ma anche per i lavoratori perché possano formarsi. La prossima settimana la Costa Veneta sarà presente al G20, il summit delle località balneari italiane, un'occasione per affrontare tra l'altro le questioni risolte della Bolkenstein e dell'erosione costiera, oltre a quello della promozione a livello nazionale.